comuni sloveni e italiani affacciati sul golfo di Trieste contro il rigassificatore di Zaule. Greenpeace Slovenia, secco no alle trivellazioni in Adriatico. I 6 comuni italiani e sloveni che si affacciano sul golfo di Trieste hanno ribadito oggi il loro secco no al rigassificatore di Zaule. Dalla tavola rotonda che si è svolta stamane a Capodistria, i rappresentanti delle 6 municipalità hanno rivolto un appello ai governi di Roma e Lubiana affinché il progetto non abbia seguito. Gianni Lakovic. Un documento che per certi versi può a ragione definirsi storico, quello sottoscritto oggi a Capodistria, al termine di un pubblico dibattito che ha visto la partecipazione dei sindaci e dei rappresentanti di tutti i 6 comuni costieri alto-adriatici, nonché dei parlamentari sloveni eletti in quest'area e la provincia di Trieste. Alla breve cronistoria del contestato progetto rigassificatori sono seguite le posizioni dei singoli comuni, unanimi nel rigettare un'opera energetica pericolosa che condizionerebbe non solo il traffico marittimo e le attività portuali e costiere, ma comprometterebbe ogni altro modello di sviluppo futuro di quest'area al di fuori di quello di polo energetico. Da qui l'accorato appello ai rispettivi governi affinché non approvino il progetto di insediamento per quest'opera, che peraltro presenta in troppi suoi aspetti verità taciute ed impatti ambientali minimizzati. Trovo che l'incontro odierno abbia una doppia valenza. È quella nel rivolgersi ai 2 governi di richiedere una più forte collaborazione tra i 2 governi sulle tematiche dell'Alto Adriatico e anche sulle scelte energetiche che ci interessano. Da parte sua, la rappresentante del Ministero Ambiente ha stigmatizzato la scarsa considerazione e coinvolgimento della Slovenia in progetti così impattanti. Abbiamo espresso insoddisfazione per la posizione del governo italiano che ha riaperto la strada all'insediamento di terminal rigassificatori tanto offshore che a terra a Zaule. Siamo stati ignorati in processi decisionali che pur ci riguardano direttamente nel reperimento di un'area di insediamento più adeguata al terminal. La situazione è estremamente delicata, nel senso che inevitabilmente il governo italiano al massimo livello ha detto che questo impianto dal punto di vista ambientale non è assolutamente incompatibile con quella sede. L'ultima possibilità per vanificare tali impianti resterebbe un veto sloveno, ma per ora tale opportunità non è stata ventilata, mentre anche nel rispetto dello spirito di cooperazione europeo si caldeggia il dialogo tra paesi vicini per individuare soluzioni adeguate alle necessità reali e soprattutto concertate di comune accordo. La campagna contro il piano di trivellazioni marine voluto dal governo croato, promossa dal movimento SOS per l'Adriatico, si sta allargando anche alla Slovenia, grazie alla partecipazione e il contributo concreti dell'Associazione Slovena di Greenpeace. Unanime l'appello all'opinione pubblica a opporsi al piano di sfruttamento dei giacimenti di gas e petrolio in Adriatico avviato da Zagabria e a partecipare attivamente al dibattito pubblico sul tema che si concluderà a metà aprile. Il fronte contro le trivellazioni in Adriatico volute dal governo croato si sta allargando e sta assumendo via dei contorni sempre più internazionali. Alla campagna SOS per l'Adriatico promossa dalle principali associazioni ambientaliste croate si è unita anche Greenpeace Slovenia. A confermarlo è stato oggi nel corso di una conferenza stampa a Lubiana, promossa congiuntamente a Greenpeace Croazia e agli esponenti di WWF Adria, la presidente di Greenpeace Slovenia Nina Stross. La tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, ha spiegato, non si può fermare ai confini. L'Adriatico è un bene e una risorsa comune che abbiamo il dovere morale di salvaguardare per le future generazioni. È una battaglia che riguarda tutti noi. Da qui l'appello all'opinione pubblica, alle personalità più note del mondo scientifico e culturale, un appello condiviso anche dal presidente di Greenpeace Croazia Zoran Tomic e dal rappresentante del WWF Adria Bojan Stojanovic, ad aderire alla campagna contro il piano di sfruttamento dei giacimenti di gas e petrolio in Adriatico avviato da Zagabria e a partecipare attivamente al dibattito pubblico sulla valutazione di impatto ambientale che, iniziato in Slovenia lo scorso 16 marzo, si concluderà a metà aprile. Come rilevato da Bojan Stojanovic, alla campagna antitrivellazioni hanno aderito in Slovenia numerose personalità, fra cui il noto conduttore televisivo Peter Poles. Zoran Tomic di Greenpeace Croazia ha ripercorso le tappe salienti del progetto che dovrebbe portare decine di nuove piattaforme in Adriatico, rilevando l'assoluta mancanza di trasparenza del sistema con cui sono state date le prime concessioni, senza attendere che si completasse lo studio sull'impatto ambientale a 5 compagnie petrolifere, la Marathon Oil americana, l'austriaca OMV, l'italiana
italiana Eni, l'italo-britannica Medoilgas e l'INA croata. Grazie alle pressioni degli ambientalisti che hanno proposto l'indizione di un referendum e alla richiesta di coinvolgimento della Slovenia e della Croazia, la firma dei contratti definitivi è stata fatta slittare a giugno, anche se la battaglia si preannuncia molto ardua. Un altro SOS per l'Adriatico è partito oggi pure dalla Slovenia.